perché oggi siamo molto più spesso avvezzi a pensare alle nostre opportunità, a pensare alla nostra convenienza, a pensare, perché no, a quello che devono fare gli altri. E ci dimentichiamo che noi siamo parte di un sistema complesso. Ecco, vedete, qui oggi c'è uno sciamare di giovani che rappresentano il futuro, perché inevitabilmente il futuro camminerà sulle loro gambe. E non tutti però hanno la consapevolezza che le nostre azioni di oggi riverbereranno effetti, anzi condizioneranno il futuro. E quindi soprattutto loro che sono giovani devono tener presente che in un sistema complesso ci sono diritti e doveri e non bisogna declinare solo il verbo diritto, ma il verbo diritto deve essere coniugato inscindibilmente e unitariamente con il verbo dovere. Non dico nulla di strano. Questo concetto generalissimo che io astraggo in maniera assolutamente banale, certamente, non voglio avere la pretesa di fare una lezione di diritto costituzionale, questo concetto è insito nella nostra Costituzione. La Costituzione per ogni paese è la carta fondamentale, quella che semina la rotta, che disegna la rotta che un popolo deve seguire in un paese. Nella Costituzione c'è una parte in cui, al di là dei principi fondamentali, la prima parte della Costituzione, c'è una seconda parte che prevede diritti e doveri. Ma ohimè oggi, sempre più spesso, noi decliniamo solo la parte diritti e ci dimentichiamo della parte doveri. Il nostro è un paese democratico, vi faccio un esempio banale che è di assoluta attualità, anzi è l'attualità del momento. Nella nostra Costituzione sono previsti diritti e doveri. Ad un certo punto la Costituzione, credo all'articolo 16, fa riferimento al fatto che per motivi di sanità pubblica la legge può prevedere la limitazione di certi diritti. Oggi purtroppo noi assistiamo, dal mio punto di vista, quindi non vorrei urtare la suscettibilità di nessuno, so che è un terreno molto scivoloso su quello su cui mi sto avventurando, ma poiché parlo a dei giovani, è bene che certe cose si abbiano possibilmente chiare. Noi viviamo in un paese democratico. La democrazia, vedete, è straordinariamente importante, ma la democrazia è il costrutto di una serie di leggi che ogni società, ogni organizzazione umana si dà sulla base di quelli che sono i principi costituzionali. Allora noi oggi abbiamo delle leggi dello Stato che prevedono certe cose e riconoscono che in uno Stato di diritto le decisioni della maggioranza costituiscono un dovere per tutti, non solamente per alcuni. E allora, con riferimento alla congiuntura pandemica che il nostro Paese sta vivendo, noi ci troviamo di fronte a delle manifestazioni che non tengono adeguatamente conto del bene comune e del futuro del Paese. Voglio dire questo, fermo restando che il diritto di manifestazione è costituzionalmente garantito, quindi sarei in contraddizione se non ritenessi sacrosanto il diritto di alcuni di manifestare. Cionondimeno però chi lo fa dimentica che c'è un'altra parte della Costituzione che è altrettanto importante e che vale esattamente quanto il proprio diritto di manifestare, quello di rispettare le scelte della maggioranza. Perché se siamo un paese democratico, quello che decide la maggioranza, nel bene e nel male deve essere praticato da tutti.
Ma qui c'è una vena masochista in questo momento, in certe manifestazioni. E la vena masochista qual è? È che si stanno calpestando i diritti dei più da parte di minoranze, e questi diritti dei più calpestati vanno ad incidere negativamente sui diritti di coloro che li stanno calpestando. Sembra paradossale, sembra banale, ma è esattamente così, perché vedete, il nostro paese ha fatto grandi sacrifici, grandi sforzi, ed è riuscito a portare una quota di vaccinati che non ha eguali nel mondo, e oggi ci consente di essere qui più o meno liberamente, a parte la mascherina. Negli altri paesi non è così, gli altri paesi stanno chiudendo. Allora noi rischiamo di perdere un vantaggio competitivo che è stato realizzato grazie al dovere adempiuto dai più, e lo stiamo sacrificando sull'altare dei meno, i quali, in ragione della libertà di contestazione, che ripeto non è assolutamente in dubbio né è contestata, men che meno da me, stanno mettendo a rischio i sacrifici fatti dai più. Ma queste scelte sono scelte che incideranno sul futuro di tutti, non sul futuro di alcuni. I danni economici che si stanno verificando sono incalcolabili. Se io gestissi la comunicazione, soprattutto quella che passa attraverso i social, io martellerei con una sorta di contatore il danno che ne deriva per il sistema economico per il fatto di non adempiere a quella parte di dovere che è stato già adempiuto dalla maggioranza dei cittadini. Quindi sarebbe abbastanza facile dimostrare come certe scelte incidono negativamente sulle scelte della maggioranza, e questo non è democrazia, e incidono negativamente sul futuro che è di tutti, anche di coloro i quali stanno causando questi danni. Questo purtroppo è un dato inconfutabile sotto gli occhi di tutti, ma la nostra situazione è quella che è. Non voglio entrare in terreni ancora più scivolosi, che sono considerazioni di ordine politico, però le considerazioni di buonsenso questo sì le posso fare, è il mio dovere, anche perché indosso una divisa, e quindi io devo avere a cuore il bene comune, l'interesse comune. Anzi, sono pagato per tutelare l'interesse comune. Qui oggi io rappresento la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza è una delle istituzioni che l'ordinamento democratico si è dato per tutelare un tipo di legalità, quella economica, che è il main task della Guardia di Finanza. Legalità economica significa una cosa semplicissima, significa assicurare a tutti, sottolineo a tutti, perché questo dice la Costituzione, la libertà di realizzare le proprie intraprese economiche. Realizzare le proprie intraprese economiche non è sempre facilissimo, perché se c'è qualcuno che utilizza certi sotterfugi, evidentemente lo fa in maniera dopata, cioè riesce ad avere dei vantaggi competitivi che sono ingiusti, per dirla giuridicamente, sono illegali, sono illeciti. E allora, se sono illegali e sono illeciti, la Costituzione prevede che questo non possa avvenire, e quindi ha creato uno strumento, che è la Guardia di Finanza, per cercare di creare un sistema economico concorrenziale nel quale tutti abbiano le stesse chance. Avere le stesse chance significa che io ho le stesse possibilità che hanno tutti gli altri consociati, le stesse possibilità. E quindi evidentemente in una gara di atletica, immaginate il nostro Jacobs che ha vinto i 100 metri nelle Olimpiadi, Jacobs è stato il più forte, però ha corso lealmente con altri 8 atleti ed è arrivato primo.
E la stessa logica vale nell'attività economica. Lo Stato ha posto in campo un giudice, una struttura, uno strumento, un sistema, chiamatelo come volete, che deve consentire che quella competizione avvenga consentendo a tutti i soggetti le stesse possibilità, le stesse opportunità. Se Jacobs si fosse dopato, bene, evidentemente quella era una vittoria truccata. E la stessa cosa avviene in economia, dove se c'è un imprenditore che sfrutta certe alchimie, che sfrutta certi sotterfugi, diciamolo senza mezzi termini, non ci giriamo attorno. Se c'è qualche imprenditore che opera illecitamente, evidentemente questo soggetto è avvantaggiato rispetto agli altri, sta violando la Costituzione prima di tutto, sta violando il sistema normativo che dalla Costituzione deriva. Ecco, la Guardia di Finanza ha questo compito. E quando nel 2001 con il decreto legislativo 68 fu stabilito che la Guardia di Finanza si occupasse di queste cose, fu tirata una linea tra la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri. Ognuno ha un compito. Non è che tutti possono fare tutti. In questo senso la direttiva Minniti, quando era Ministro degli Interni, a rafforzare i principi affermati per quanto riguarda la Guardia di Finanza nel decreto 68, stabilì che ogni forza di polizia avesse un proprio comparto e in quel comparto avesse una sorta di primazia. Alla Guardia di Finanza è toccato la tutela degli interessi economici e finanziari dello Stato, è toccato l'assicurare la libertà dei mercati, quindi la libertà dell'economia, dei mercati anche di quelli finanziari. Alla Guardia di Finanza è toccato l'onere di tutelare le entrate dello Stato attraverso il contrasto all'evasione e all'elusione. Quindi diciamo la polizia economico-finanziaria, per rendere possibile a tutti coloro che vogliono fare impresa di poter concorrere partendo dalle stesse condizioni di base, deve curare questi tre ambiti: lotta all'evasione fiscale, lotta alle infiltrazioni nell'economia legale da parte di organizzazioni criminali, tutelare le uscite dello Stato. E in questi giorni voi leggete sui giornali, lo accennava prima il dottor Romano, la Guardia di Finanza è molto impegnata, non solo in questa regione ma in tutta Italia, è molto impegnata a contrastare le indebite percezioni del reddito di cittadinanza, è molto impegnata a contrastare quello che è avvenuto in materia di erogazioni di risorse pubbliche al sostegno dell'economia, quando dal marzo 2020 in poi le imprese sono state chiuse e alcune sono ancora chiuse tutt'oggi. I vari decreti ristori, insomma. Ecco, la Guardia di Finanza deve far sì che quelle risorse finiscono a chi ne ha diritto, perché noi siamo uno Stato di diritto, ho detto prima. Quindi se ci sono furbetti che hanno approfittato, bene, è compito della Guardia di Finanza, in quanto polizia economico-finanziaria, individuare e reprimere quelle violazioni. Detto così è una cosa assolutamente semplice, in realtà è una cosa maledettamente complicata. Perché? Perché noi non dobbiamo perdere di vista, siamo uno Stato di diritto, siamo uno Stato nel quale sempre più si affermano delle regole che nell'ottica di snellire la burocrazia fanno affidamento sul corretto comportamento dei cittadini. Nel nostro paese ormai si fa ampio ricorso a una cosa che si chiama autocertificazione, cioè io dico che è così e tu Stato devi fare atto di fede che è così, salvo poi ad accorgerti che io ho barato, allora mi controllerai,
mi recupererai quelle somme, mi irrogherai delle sanzioni, mi farai dei processi penali. Purtroppo le esperienze ci dimostrano, perché parliamo di migliaia di casi, che da parte dei consociati, di una buona parte dei consociati, c'è il tentativo di salire sul carro delle erogazioni pubbliche, fregandosene di quelli che sono i presupposti che la legge voleva. E questo che cos'è? Questo è abusare di qualche cosa che invece doveva andare nell'interesse di chi le regole le ha rispettate. Sapete qual è l'effetto? Che coloro i quali ne avevano veramente diritto, poiché una quota parte delle risorse sono andate nelle mani di coloro che non ne avevano diritto, prendono poco. E poi ci si lamenta che lo Stato è insufficiente, è insoddisfacente. Ma guardate che il problema è nell'approccio che noi abbiamo rispetto a questi fenomeni. Cioè, se tutti facessero la loro parte, bene, quelle risorse potrebbero risultare sicuramente più adeguate, non dico adeguate in assoluto, ma sicuramente potrebbero risultare più adeguate nel ristorare i danni e le perdite a coloro che effettivamente le hanno subite. Il reddito di cittadinanza. Si sente dire che è una miseria, è la fame, alla faccia del reddito di dignità. Ma guardate che le cose non stanno così. Quelle risorse che lo Stato mette in campo, parliamo di circa 10 miliardi di euro per anno, sono tante per un paese che ha un debito pubblico di gran lunga superiore al prodotto interno lordo. Noi ormai viaggiamo sui 2.550 miliardi di euro di debito pubblico, 160, 150, 160% del PIL. È una cosa enorme. Prendere 10 miliardi e destinarli come reddito di dignità, come reddito di cittadinanza, è uno sforzo enorme. Quelle risorse che finiscono nelle mani di coloro che non ne hanno diritto, poiché il dato è 9 miliardi, 10 miliardi, potrebbero consentire a dare di più a chi ne ha effettivamente bisogno. E noi nella nostra regione abbiamo individuato alcune migliaia di casi su circa 24.000 redditi di cittadinanza. Alcune migliaia è una percentuale significativa, siamo su una percentuale di abusi dell'ordine di 2 cifre. Lo Stato è costretto ad erogare risorse a chi non vanno. Ma perché? Perché in nome della sburocratizzazione vale l'autocertificazione. Addirittura si è consentito, si consente, in nome di un principio sacrosanto. Io non discuto sulla bontà del principio, discuto sulla efficacia delle misure di deterrenza rispetto a certi abusi, semmai. Abbiamo migliaia di soggetti che non ne hanno titolo, che hanno abusato della misura. Questo avrebbe consentito alle casse dello Stato di poter essere più munifico nei confronti di chi ne aveva bisogno. E la stessa cosa è avvenuto con i decreti ristori. Adesso c'è una sfida che abbiamo noi adulti, ma che riverbererà effetti sul vostro futuro, sul futuro dei più giovani, perché si tratta di un debito che lo Stato sta creando, 200 e passa miliardi di euro, che si aggiungono al debito pubblico che ha già quella entità di cui vi ho parlato prima e che voi dovete pagare, che noi contribuiremo a pagare nei limiti in cui il Padre Eterno ci manterrà in vita. Però da un certo punto in poi quella quota parte di debito ricadrà sulle vostre spalle. Ecco, qui bisogna evitare che avvenga la stessa cosa. I segnali non sono certamente incoraggianti, nel senso che nonostante l'azione, devo dire a volte massiva, che la Guardia di Finanza fa in tutta Italia, devo dire e plaudo veramente a questo, al contributo che forniscono anche le altre forze di polizia, penso all'Arma dei Carabinieri, penso alla Polizia di Stato, nonostante questi massicci interventi, purtroppo il rischio che queste risorse finiscano in rivoli inappropriati, per non dire illeciti, è altamente probabile. E allora che cosa fa la Guardia di Finanza rispetto a questi problemi? Beh, qui posso dire con orgoglio, il dottor Romano lo sa, ne abbiamo parlato, posso dire con orgoglio che la Guardia di Finanza del Veneto rispetto a questi problemi
in Italia è assolutamente all'avanguardia. Noi, posso dire senza mezzi termini, abbiamo creato uno strumento che ci consente di fare non solo repressione, non solo prevenzione, quindi evitare che, ma addirittura di fare predizione, cioè attraverso certi comportamenti, attraverso certi sintomi, attraverso certi elementi, di capire che Tizio piuttosto che Caio, Sempronio piuttosto che Mevio stanno precostituendo un sistema più o meno articolato per attingere illegittimamente a quelle risorse. E questa è una cosa straordinaria. Parlavo prima col collega, lei lo ha notato, stavamo parlando di come procedono le attività nella città che ci ospita, nella splendida città che oggi ci ospita, e ho commentato sulla base delle informazioni che ho avuto. Allora, caspita, Price funziona e funziona alla grande. Ecco, e questo mi riempie di orgoglio, perché questo strumento che noi abbiamo creato, che nel rispetto dei principi costituzionali, perché vedete, il criminale ha sempre un vantaggio, perché lo Stato deve perseguirlo rispettando le regole che esso stesso si è dato. Il criminale ha un vantaggio perché fa come vuole. Io invece, per perseguire l'interesse dello Stato, devo rispettare la regola 1, la regola 2, la regola 3, la regola 31, cosicché impiego del tempo prima di poter mettere le mani su quello di cui sono stato defraudato, perché noi siamo un paese democratico, abbiamo detto, quindi nessuno può farsi giustizia da sé, evidentemente. Ecco, questo applicativo che noi abbiamo creato, nonostante questo limite strutturale delle forze dell'ordine e della Guardia di Finanza, visto che parliamo di tutela dell'economia legale, nonostante questi vincoli, ci consente di essere assolutamente tempisti rispetto al fatto, di poter intervenire nel momento in cui il criminale sta creando la struttura per prendersi le risorse. Appena cominceranno le erogazioni del PNRR, che cosa succederà? Succederà che noi come Veneto sapremo chi sono i soggetti che hanno fatto domanda. A noi basterà interrogare il nostro strumento per capire se Tizio ha le carte in regola, per capire se Tizio, dal punto di vista degli elementi prognostici che noi abbiamo sulla base dei nostri applicativi, è uno che ci fa o ci è uno che ci fa il ladruncolo o uno che è imprenditore. Se è imprenditore, transeat. Guardate, tutto questo avviene nel rispetto assoluto della privacy, perché noi siamo assolutamente in regola con le regole previste e tutelate dal garante della privacy. Vedete, il nostro paese ha un problema strutturale straordinario. Da un po' di anni si parla di agenda digitale, si parla di digitalizzazione, si parla di osmosi di banche dati. Tutto questo oggi, ad oggi, è un fatto più o meno occasionale quando avviene, e quando avviene solamente per poche banche dati. La Guardia di Finanza, assieme a SOGEI, assieme all'Agenzia delle Entrate, sta facendo dei grossissimi sforzi, dei grossissimi investimenti tecnologici per interconnettere le informazioni, per i dati più che informazioni, che sono contenute nelle banche dati. Non so se avete contezza della dimensione dei contenitori di dati che esistono in questo paese. Sono circa 160 le banche dati pubbliche che vengono create per finalità più o meno utili. Una parte di questa utilità si perde nella misura in cui quei dati non vengono interconnessi ad altri dati, e quindi dato più dato non riesce ad evolversi a livello di informazione. Quello che conta per agire è avere l'informazione. A me non basta sapere che tu hai i capelli neri, non basta sapere che tu hai i capelli biondi, ma io voglio sapere quando sei nato, io voglio sapere dove abiti, voglio sapere che cosa fai nella vita.
Quindi le singole banche dati mi dicono: tu c'hai i capelli neri, tu c'hai i capelli biondi, bene, buonanotte. Se io faccio una ricerca su chi ha i capelli biondi e su chi ha i capelli neri, va bene, so che tu ce li hai neri e lui ce li ha biondi. Ma se io voglio sapere quanti ragazzi sono nati nel 1999, devo fare già una serie di aggregazioni di dati. Se io voglio sapere quante persone hanno aperto una certa attività in un certo lasso temporale o quante persone hanno cambiato pelo da una parte all'altra per prendere i soldi del decreto ristori piuttosto che predisporsi per il PNRR, diventa una guerra, una lotta di Sisifo. Io devo lavorare su decine di banche dati. Ma detto così, potremmo dire il problema lo risolviamo, perché tanto ce l'abbiamo in house, basta avere un po' di buona volontà, ci mettiamo di buona lena e mettiamo queste informazioni a sistema. Il problema però è ancora più complicato ed è questa una dimensione che sfugge oggi, ed è la dimensione transnazionale di certi fenomeni criminali. Noi, mi rivolgo soprattutto a voi più giovani, in questo momento stiamo subendo un sistematico saccheggio delle risorse pubbliche che molto spesso vanno a finire anche in altri paesi, vanno a beneficio di altre economie, e quindi lo Stato da una parte mette le risorse per sviluppare la nostra economia, dall'altro, in ragione del regime di liberalità, di legalità che c'è nel nostro paese, di quelle risorse ne possono approfittare anche soggetti che non ne hanno titolo, i quali drenano quelle risorse, le portano nei loro paesi e ci fanno concorrenza sleale. Attenzione, io non sono affatto razzista. Ricordo a me stesso che il nostro paese è stato uno di quelli che agli inizi del secolo scorso aveva migliaia di propri migranti a Ellis Island in quarantena, perché gli americani non li facevano entrare se non avevano lavoro, se non avevano una serie di requisiti. Quindi lungi da me il voler essere razzista. Però attenzione, i nostri emigranti, sottoculturati o più o meno acculturati che erano, quando sono andati all'estero, hanno fatto la loro parte, hanno fatto crescere le economie di altri paesi e molti di loro hanno fatto grande fortuna. Abbiamo importanti politici che hanno origini italiane, quindi sono talmente cresciuti nella scala sociale perché in quel paese certe cose possono avvenire. Nel nostro paese invece, se andate a guardare la statistica delle carceri, voi vedete che una percentuale prevalente, non vi sarei dire esattamente quanto, ma sicuramente una percentuale prevalente di detenuti è costituita da cittadini stranieri. Quando poi dal mio punto di vista, dal punto di vista della criminalità economica, io vedo che abbiamo interi paesi, abbiamo erogato centinaia di redditi di cittadinanza a cittadini stranieri che non sanno neppure l'Italia dov'è, perché purtroppo il reddito di cittadinanza poteva essere chiesto anche per conto di altri. E allora io che so che tutto si basa sull'autocertificazione, intanto faccio avere i soldi ai miei familiari che stanno nel loro paese, per evitare fraintendimenti, non ne cito nessuno, appello con la denominazione di straniero tutti quelli che non sono indigeni, che non sono cioè italiani. Quindi lo straniero che era in Italia, che poco poco ha capito come funzionava la legge, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza per tutti i suoi familiari. Oggi la Guardia di Finanza scopre che la regola dei 10 anni di presenza sul territorio era stata sistematicamente violata. Ma perché? Ma perché la legge prevedeva che bastasse l'autocertificazione. Bastava la possibilità che uno riempisse un modulo. Quante risorse abbiamo sprecato? La cosa grave è che quelle risorse, la cosa ancora più grave, non solamente grave, la cosa ancora più grave è che quelle risorse sono finite all'estero, sono finite nelle mani di persone che per nulla hanno contribuito a creare, ad alimentare la nostra economia. E questo è un danno enorme, perché lo Stato ci ha messo dei soldi, noi ci siamo fatti dei debiti, voi vi siete fatti dei debiti che pagherete nel vostro futuro, però di utile non abbiamo riportato niente a casa. Ecco, questo è quello che la Guardia di Finanza cerca di fare e cerchiamo di farlo con assoluta passione. Stavo facendo una considerazione, la completo.
Dicevo poc'anzi, è maledettamente complicato mettere assieme i dati che esistono nelle 160 banche dati del nostro paese e trasformarli in informazioni, perché la criminalità ha origini sempre più transnazionali, cioè certi fenomeni vengono individuati, vengono creati, vengono strutturati, vengono alimentati dall'estero. Quindi noi abbiamo una difficoltà ulteriore nel intercettare questi fenomeni, perché dobbiamo confrontarci con altri ordinamenti giuridici. E questi, fin quando siamo nell'ambito dell'Unione Economica, lo facciamo in maniera complicata ma non impossibile. Ultimamente, da giugno, è entrato in funzione una struttura di giustizia, l'European Public Prosecutor Office, la procura della Comunità Economica Europea, che si occupa dei reati che creano un danno economico anche al bilancio dell'Unione Economica, e questo ci aiuta all'interno dei 27 paesi dell'Unione a fare una perquisizione così come la facessimo qui a Verona. Quindi se noi abbiamo un fatto che impatta anche su un altro paese, si può chiedere al nostro public prosecutor l'autorizzazione di andare a fare la perquisizione in Romania, basta telefonare e domani si va e si fa la perquisizione. Questa è una cosa straordinaria, ma il vero problema, la drammaticità del problema, la diabolicità del problema sta nel fatto che il globo ha circa 200 bandiere, 27 appartengono all'Unione Economica e le altre 100 e passa hanno ordinamenti autonomi e sovrani. Quindi non è che noi possiamo andare lì e fare certe cose, perseguire certi fenomeni. Io non posso venire a casa vostra, sfondarvi la porta e guardare se sotto il letto avete lo stupefacente, perché c'è bisogno di rispettare una serie di regole. Mutatis mutandis, se la criminalità, se la direzione dei fatti criminali che avvengono in Italia parte da un paese estero che non è Unione Economica, per me è più complesso. Per me diventa diabolicamente complesso se quella eterodirezione sta in un paradiso fiscale, cioè sta in un ordinamento giuridico che non colloquia con noi. Ecco, noi ci siamo attrezzati anche rispetto a questo problema, perché l'economia non conosce confini, l'economia non vive solo al di qua del confine dello Stato, ma l'economia vive dove può produrre ricchezza. E allora, poiché la ricchezza si può produrre ovunque, anche nei luoghi più sperduti, negli angoli più impensati del globo, attraverso strumenti che hanno proprio la possibilità, che tutelano proprio la possibilità di consentire di sviluppare le proprie attività imprenditoriali in qualunque parte del mondo, abbiamo la possibilità di avere un occhio attraverso il quale poter verificare certe questioni, e quindi ci stiamo attrezzando progressivamente anche rispetto al contrasto di fenomeni criminali che arrivano dal di fuori dell'Unione Economica, e questo ci sta dando delle soddisfazioni enormi. Proprio qui a Verona stamattina parlavamo di alcuni paesi paradisi fiscali da cui vengono dirette alcune attività che sono qui attorno a noi, di cui noi stessi siamo utenti. Ecco, la Guardia di Finanza prova a intercettare questi fenomeni, lo facciamo con tutte le difficoltà del caso, ma questo ci dà grande soddisfazione, perché in questo modo noi tuteliamo il vostro futuro, tuteliamo la libertà economica dei cittadini, tuteliamo la libertà economica anche di quei cittadini stranieri che vengono in Italia e che vogliono fare impresa onestamente. Certo, chi la vuole fare disonestamente paga il fio della propria colpa, ma in ogni caso la tutela della legalità economica è un fatto fondamentale, perché pone le premesse per un futuro migliore, pone le premesse per la sostenibilità di quelli che sono i debiti che abbiamo fatto e che stiamo facendo, e che consentirà al nostro Paese in futuro di poter avere qualche cosa di migliore, di assicurarvi un futuro più roseo di quello che in questo momento si intravede. Allora io mi fermerei qui. Se vogliamo dare la parola a loro, se vogliono fare qualche domanda, sono a disposizione. Se volete
interloquire sono a vostra disposizione. Qualunque domanda è la benvenuta. Voi tutti, ve la faccio io a voi una domanda. Voi tutti siete utenti dei social, immagino. Chi di voi non ha un social a cui si ispira? Chi di voi non ha Facebook, Instagram, Twitter o TikTok o altri social? La domanda che vi faccio non è una domanda peregrina, è una domanda provocatoria che si correla esattamente al tema che ho cercato di illustrarvi sommariamente. Sapete quanto vale il vostro I like di fronte a un post? Sapete quanto guadagna un influencer grazie ai vostri I like? Sapete che quando voi postate qualcosa su un social, quel qualcosa resterà nel bene o nel male per la vostra vita? Non lo cancellerà più nessuno. Quindi dal punto di vista del tema che mi occupa, siate consapevoli quando usate questi strumenti, perché questi strumenti contribuiscono a creare la ricchezza di qualcuno, sfruttando i vostri riferimenti, sfruttando i vostri profili, sfruttando le vostre scelte, i vostri gusti. Siate consapevoli quando li utilizzate, e quando dico siate consapevoli, sappiate che attraverso quel vostro like qualcuno ha creato, attraverso algoritmi, una fortuna che oggi vale decine di miliardi di euro. E voi siete solamente il parco buoi, come chi investe in borsa, nel linguaggio borsistico si parla di parco buoi, per dire il piccolo risparmiatore che compra 100 azioni. Quello è un soggetto che è destinato al macello, perciò si chiamano buoi. Ecco, cercate di non fare la fine di coloro i quali alimentano il parco buoi. Siate consapevoli nell'uso di questi strumenti, perché questi strumenti riflettono pienamente quei ragionamenti che abbiamo fatto poc'anzi. Sapete che recentemente, proprio nel G20 dell'economia a Venezia, è stata sottoscritta un'intesa sulla cosiddetta web tax. Questi social che lucrano miliardi di euro ogni anno non pagano un centesimo, quindi voi gratuitamente cedete i vostri dati personali e qualcuno ci guadagna miliardi di euro e il vostro paese, voi stessi, non guadagnate niente. La web tax vorrebbe far sì che questi soggetti che si arricchiscono attraverso l'uso di questi strumenti possano contribuire allo sviluppo del paese, possono contribuire ad alimentare il vostro futuro. Ecco, abbiate consapevolezza di queste vostre azioni, perché questo è importante in quanto incide sul vostro futuro. C'è qualcuno che vuole... Grazie all'assessore Donazzan per essere qui e a cui dobbiamo dire grazie. Non lo faccio per farti un panegirico, bisogna dire grazie per l'impegno che tu stai ponendo nella gestione del tuo assessorato, perché la percezione che abbiamo noi adulti è una percezione di grandissima efficienza e di un grandissimo lavoro che tu fai per il futuro. Ecco, sarebbe bello che anche loro, alla luce di queste informazioni che ho dato poc'anzi, avessero questa percezione, acquisissero questa consapevolezza,
che c'è un sistema, che è quel sistema legale di cui vi ho parlato all'inizio, che si muove, che agisce, che fa, non dice ma che fa, che tenta di creare un futuro migliore per voi nuove generazioni. Ecco, noi ce la mettiamo tutto, lo facciamo, ce la mettiamo tutti, lo facciamo con passione. Con l'assessore Donazzan stiamo lavorando gomito a gomito su alcuni progetti. Quello che vi ho raccontato su come noi del Veneto riusciamo a fare certe cose, lo faccio anche grazie al contributo che la Regione ci ha dato, perché non pensate che la Guardia di Finanza abbia risorse infinite. Avevamo dovuto bloccare il nostro progetto perché non avevamo risorse. Con poche risorse riusciamo a portare avanti quel nostro progetto che ci consente di avere un futuro migliore. Noi ce la mettiamo tutto e di questo ti ringrazio veramente. Avrei piacere che qualcuno di loro ci lanciasse qualche provocazione per poter essere più compliant rispetto a questa occasione che avete. Veramente grazie alla Regione per questa opportunità. Allora, io mi scuso per il ritardo, intanto il generale vi ha anche stimolato, se c'è qualche domanda, insomma, avere un generale che vi dice che potete fargli le domande che volete, cogliete l'occasione perché è un'occasione imperdibile. Io ringrazio invece il generale Mainolfi non solo per essere qui oggi, ma per il lavoro straordinario che fa con la sua guida, perché lui è classe dirigente della nazione, veste la divisa, quindi rappresenta la nazione 2 volte. Lo fa guidando degli uomini che sono chiamati a obbedire, che è un valore, è una scelta che si fa liberamente di una vita, per cui quando vi è ordine e vi devono essere il rispetto delle leggi, questa è un'adesione che si fa convintamente. Queste sono 3 questioni che hanno a che fare con la legalità, ma io sono per ringraziare voi e per tutti coloro che ci stanno seguendo dallo streaming, perché lo sforzo che abbiamo fatto, ed è stato uno sforzo importante in questa Job e Orienta, è quello di mantenere le due presenze, la presenza qui e la presenza lì, una presenza che poi può essere anche ripetuta e diventa una lezione. Allora, il tema della legalità non ha bisogno di avere anche la mia di sottolineatura, perché è la stessa ragione per cui si vive insieme. Lo dico a voi ragazzi da assessore al lavoro, ogni tanto io mi trovo a gestire crisi aziendali. Giancarlo Marinelli qui mi dà il conforto di una telefonata ogni tanto quando mi vede su qualche impegnativa avvertenza, ma molte di queste aziende sono messe in difficoltà dai comportamenti nostri soggettivi. Se vado a comprare una maglietta e questa non ha la certificazione, è fatta magari in Cina, è entrata qui in maniera irregolare e sta alimentando un mercato nero, il primo a soffrire è il negozio di prossimità, all'interno un imprenditore e il suo dipendente. Quando noi ci avventuriamo a fare cose scorrette che fanno male alla nostra vita, e faccio riferimento all'uso di droghe che viene affrontato anche con una certa leggerezza, ma non facciamo solo male a noi stessi. Questo sta alimentando un mercato che spesso finanzia situazioni talmente gravi e poi noi ci commuoviamo alla morte di Falcone e Borsellino senza avere la consapevolezza che chi ha armato quella mano e chi ha organizzato quello ha anche avuto l'aiuto non voluto, indiretto, ma di comportamenti scorretti da parte nostra. Allora tutto ha a che fare con la legalità, anche il nostro stesso impegno di vita e di relazioni. Io ringrazio il generale Mainolfi e la Guardia di Finanza perché ci stanno dando una mano a far comprendere anche con voi, perché oggi lui avrà avuto 1000 altre cose molto più importanti e significative, ha deciso di donare il proprio tempo a noi qui e a noi che siete dall'altra parte di questo video. Quindi grazie di cuore, continuate così, ci avrete schierati. Io mi considero una tifosa, va bene? Perché non è che dobbiamo sempre solo tifare quando gioca una squadra di calcio, qui gioca l'Italia e noi dobbiamo essere al loro fianco. Grazie generale. Vedi che c'è una roba di qua adesso. No, finito. Ah, io? Sì, tu.